Domenica 15 febbraio presiderò una solenne concelebrazione con i nuovi V lepi in cardinali, sončni zimski nedelji mentre se je i na trg svetega 12 Petra e v il 13 Vatikanu zlila febbraio neverjetno velika množica terrò un ljudi, concistoro kot con bi tutti i vedela, da bo papež cardinali Frančišek per znova pripravil riflettere sugli presenečenje. orientamenti Tokrat je po delle povdanskem proposte nagovoru, molitvi in per la blagoslovu riforma della Chiesa naznanil romana. imena novih kardinalov. Da bo konzistorij z umestitvijo novoimenovanih potekal sredi februarja, je bilo že znano, o imenih pa se ni nič vedelo vse do danes opoldne. Med 15 novimi kardinali, ki bodo imeli volilno pravico, so po 3 iz Azije in Latinske Amerike, po 2 iz Afrike in Oceanije ter 5 Evropejcev. Z njihovim imenovanjem bo število kardinalov, ki lahko sodelujejo na volitvah novega papeža, naraslo na 123. Papeža lahko sicer volijo samo kardinali, ki so mlajši od 80 let. Prisluhnimo, kako jih je papež imenoval. Monsignor John Atcherley Dew, arcivescovo di Wellington, Nuova Zelanda. Monsignor Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona Osimo, Italia. Monsignor Pierre Nguyen Van Non, arcivescovo di Hanoi, Vietnam. Monsignor Alberto Suárez Inda, arcivescovo di Morelia, Messico. Monsignor Charles Maumbo, arcivescovo di Yangon, Myanmar. Monsignor Francis Xavier Krinsak Kovitahavani, arcivescovo di Bangkok, Tailandia. Monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, Italia. Monsignor Daniel Fernando Sturla Beroet, arcivescovo di Montevideo, Uruguay. Monsignor Ricardo Blasquez Pérez, arcivescovo di Valladolid, Spagna. Monsignor José Luis Lacunza Maestro Juan, vescovo di David, Panamá. Monsignor Arlindo Gómez Furtado, vescovo di Santiago de Cabo Verde, arcipelago di Cabo Verde. Monsignor Soane Patita Paini Maffi, vescovo di Tonga, isole di Tonga. Unirò inoltre ai membri Podpirali me bodo pri mojih apostolskih naporih, je poudaril Frančišek. Na februarskem zborovanju kardinalov se bodo udeleženci sicer ukvarjali tudi z reformo rimske kurije. Papež Frančišek je članom kardinalskega zbora pridružil 5 še upokojenih škofov in nadškofov, ki so se odlikovali svojim služenjem svetemu sedežu in cerkvi. Ti predstavljajo številne škofe, ki so z marljivostjo pričevali za Kristusovo ljubezen, tako božjemu ljudstvu, po delnih cerkvah ali v rimski kuriji ali pa z diplomatsko službo svetemu sedežu. Sia nella curia romana, sia nel servizio diplomatico della Santa Sede. Takole je papež Frančišek razkril njihova imena. Monsignor José de Jesús Pimiento Rodríguez, arcivescovo emerito di Manizales. Monsignor Luigi De Magistris, arcivescovo titolare di Nova, propenitenziere maggiore emerito. Monsignor Carl Josef Rauber, arcivescovo titolare di Giubalsania, nunzio apostolico. Monsignor Luis Héctor Villalba, arcivescovo emerito di Tucumán. Monsignor Julio Duarte Langa, vescovo emerito di Xai-Xai.